gioino. E me ha una scimmia. A me una scimmia. Avvocato, scimmisse qua. Chi lo sa chi tu che si perde. Non ci vivo io, adesso. Sono astenio. Chi astenio, io astenio. Mi vede qua e ne bevemmo un bicchierotto di vino. Almeno buono è. Buono. Vino di qualità. Abusivo. Mi vede e non bevemo. Vabbè. Chi non accetta non merita. Vabbè, se dice così allora vengo. Un minuto però, Sì. C'è chi dice che il vino fa e il vino che fa se stacca però. C'è chi dice che il vino, grazie, prego, divissi chi è buono. C'è chi dice che il vino fa e chi camurrema ha assettato un tomato. a salute. A faccia l'invidioso e fuori malocchio. A faccia l'invidioso e fuori malocchio. Guarda russo e forte. Buono sto vino E io chi ci davo? Cose tinte? Non è che nave a che litro per me? Tutti stessi siete. Tutti stessi, miserabili e tignosi. Vabbè, ci faccio avere una bottiglia di vino. Ma un bicchiere lei non lave? Io ho bevuto una bottiglia. Non è che si schifia. No, me ne torno in va che meglio è. Arrivederci. E l'arrivederci era sempre a mare, andava con la barca, andava a navigare. Andava a navigare e poi che si affondò. Come finì? Quando sono ubriaco ti vedo più bella. Cioè di là sei incazzato un euro e ora ti facciamo ubriaco come una scimmia. Che incazzato ero? Non mi ricordo. Ci credo. E che affari? Vivi pure tu. Chi vivi pure a micca? Finiscila. Vivi, che Guarda che muscolato tutto. Muscolai tutto e non ti voglio contare tutto. Allora niente canciò, vedi? Troppo che si bevi un vino, sparti, miserabile e facchino. Ha cominciato a camurria un'altra volta. Che camurrea la Signorozza, te bere. mi rivolgo a lei che magari è più sennata. Sopportasti in suo marito o no? E finisce sto inferno. Cercando buttava io. I cose non si risolvono né con vino né tanno uci, ma si risolvono calici. Calici, sì, faccio mangiare a lei. Calici, mangi io. Ma ha ragione però per dire la verità. Chi ha la festa? Ha ragione. I pulletti. Avvocato. Si vuole? Avvocato. Sì. Scusassi, non c'è. Non c'è bisogno. No, non è che si potesse fare. Senti tu? Se non si lava. Non è che si potesse fare qualche cosa perché non arrivare potenti bullettoni. Mia moglie tiene la luce aperta a 200 watt. Paga 500 euro di luce, acqua. Spazzatura, sì, ma non mi non è che ci potessimo fare qualche cosa per contestarli, io soldi non hai, avvocato. A me mi dice tu, avvocato, che lei è un bravo per sti cose. Vero? Se potessi fare qualche cosa. Non che bravo laureato. Guardate, basta che finite con tutto sto inferno. Venite in. Stamattina siete in pace. Sì. Pomeriggio vi date appuntamento. E venite e vedremo che voi potete fare. Ecco come io l'appuntamento. C'è la segretaria. Va bene. E una giusta segretaria. Ma Oscuro. chiamare sei tu? Ma chiamare. Ma Sì, dammi lo che vivo rinanti chiamare. pure sì, tu, vivo io, sì. Grazie. Grazie, avvocato. Un bacino. Non ce n'è bisogno di bacino. Ma porco, non voleva un bacino, che aveva a rugna io.
gentile sta dimostrando. Bello. E c'è Sincia che è pigliata sopra e vi rimasmette e c'è Sincia e ripigiti. Arripigliato sono. Grazie. C'è chi dice che il vino fa male e l'acqua fa cantare. C'è chi dice che il vino fa male. Oh, e tu che ci fai? Quanto condivideremo? Io l'ultima volta. Così. Buono. Dove vai a così allictiata di prima mattina? Travagliare. Ah, travagliare, certo, il tuo lavoro inizia la mattina. Certo. Appena uno si svegliano tutti i sensi. Allora. E uno travagli, no? Per sapere le cose. Travaglio, un avvocato. L'avvocato? Sì, sai, ci faccio a segretaria personale. Ah, segretaria personale ci fai? Apposta viene sempre contento di chi ha tutti i servizi personali. Brava! Ma dimmi una cosa, tu non ne aveva quarto elementare come a me che ripetevo 2 volte? Certo, ma che vuol dire? Più fare segretaria personale, non è che ci vuole un titolo di studio. Questo è vero, ci vogliono oggi qualità. Guarda, io ci pigli telefonati, ci segno studio pulito, Chi cornetti a telefonata. ci ricevi telefonati, ci piglio l'appuntamento. Chi sto cazzo? Ma e dopo dimmi una cosa, allora posso pigliare appuntamento con te che hai il giro nell'avvocato? Sai, No. è bravissimo, è un medico che c'è in giro. Vero Morici? Allora via. Ma mi posso Guarda, gli avete fatto tanto di bene, però di ne aver risolvuto che tu manco tu immagini. voglio assai una Oh, guarda, ti dico una, che manco della vestatiera. E la mia compagni scuola. Sì, visto che sei mia compagna, sta con Sì, a 7 ti comparetta prima che Allora. viene da cane arrangiate mia moglie. Allora, ce l'ha fatto a mia mamma a domanda d'accompagnamento. E se tua mamma è buona come una calagna? Allora ne ha bravura. Niente, non ci ne accettato a portare a vista, non coglieremo niente. Ci volesse Iddu, tempo niente, ci ha accettato la domanda e ci reso di belli soldi. Certo, la prima parte, i patti erano chiesti, ma... Allora niente minchioni. Sì. Ma nunca oggi vengo io. Su dici tu, io di te mi fido. Ti ricordi quando ero un muzzino? Troppo mi impuruglia la vita con mia moglie. Così capita. Tu invece restaste così, farfalla, Certo. come un'ape, che si posa da fiore a fiore. Fiore, vedi pure come faccio meglio. Ah, beh, proprio. Va bene, comunque, sai che ti dico? Io ora me ne vai. No, però stai. no, mi devi dire perché, guarda, sono in ritardo. Giusto, però c'è freddo sciacquo. c'è il freddo e travagliare, se no chi doveva andare a casa. E allora io ora ce ne parlo e quando poi il due è pronto, io tu dico e venite. Va bene, sarà un piacere rivederti. Va bene, ciao. Ciao. Abbaia, Dove arrestati? abbaia. Bene cacchio tosto che mi chiami. Che dai a contare una cosa. A giovare a chiavi. Vedisti chiavi? A buttare da mamma. A giovare a chiavi. Che chiavi? A chiavi per risolvere i nostri problemi. Quali fossero? Sentiamo quali fossero. Sentiamo. Ah, settiti. Che ti va bene lo sfinimento. Passo ora a comare. Cui? Chi te cane? A me vecchia zita. Quanto volte ti hai detto che tu a Kinda non c'è dire né buongiorno né buonasera? Siamo a fare che ci porta di teatro una ciabatta? No, ma io non ci disse né buongiorno né buonasera.
siccome travaglia uno l'avvocato che faccia segretaria, mi picchia l'appuntamento. Solo chi tu deve fare? Ci disse pure io. Labbra che si posa da fiore in fiore. E Comunque- chi ti rissi si intende? Accattaste scarpe rosse come papa? Sì. Mi disse che ci risolviamo un problema importante. Le presenta a cavallo sa mamma? Piglia l'accompagnamento. Senti, è vero che ne ha ne manco di sorditti, ma io che tu che faci mimica non facessi mai. E pare che le fare tu? Mai. Ci mancava. Prima cosa, perché tu non potessi fare che tu che fai mimica, perché ti manca Meno un male. personaggio. Certo. E seconda cosa, perché ti ruppissi a me. Picchiamo appuntamento di quattro nell'avvocato. No, il picquaccio no. Perché mi quattro no? E perché viene a me mammuzza? Carne di tua mamma! Non ti preoccupare, tu rumeggiti, vestiti che per tua mamma ci penso io. Preparo un bel cartello. Va bene, ci dici che non ci sei, magari E ci tu dici dico, che siamo l'avvocato. siamo in visita domiciliare. Va bene, allora mi preparo, tu prepari il giusto cartello e andiamo nell'avvocato pomeriggio. Là io pronto io cartello, ci metto di fuori. Quando viene non mi ruppa testa. Qua, appendiamo il cillo. In questa casa le visite non sono gradite, soprattutto prima i suoceri. Quanti più forti si arrivano occupati? Ah, perché di campanella? Sì, era tipo tempo, ma oggi mia, ma che pesce che ha? Chi è? Salve, buongiorno. Buongiorno, vuoi agero? Agendo Ti chiamava io. mi faccio stimolare al centro, disgraziato. Prego, accomodatevi. Che Dai. io portavo un piccolo omaggio floreale. Bellissimo. Se ci portavi i sciuri a seccavano, Certo, ci portava Trinius con sa carne l'avvocato. Certo. Va bene, accomodatevi. Chiedi da panna con un suo assistito. Non è che disturbando l'uomo. No! Io sono cinta. E mio marito voleva dire che forse l'avvocato aveva per le mani qualche cosa delicato. Capito io che lui Aveva per le mani che cosa delicata. Sì, io non mi spiegai, l'avvocato, da panno con un suo cliente. Ora, appena si libera, io giuri, va bene, accomodatevi, grazie, e ce ne andiamo. Va bene? Sì. Non ci piaceva a drink. Senti bello, tu rico buono. Dirimi, non ci levi l'occhio in coda a Kid, perché se no faccio qualche botta di teatro. Faccio qualche botta di teatro. Ma se io manca guardai. Ne guarda te. Usaccio io ogni. Lo sai tu ogni? E che faccio se hai l'occhio in tutto? Gli divorti si fanno operare e se io l'hai a vista a uso. Visto Quindi così. ci sai non è tu. Mi castio. Mi lasciare un carrino in mano. Sei un po' più stanco. Non sai che un po' più. Vai a batto. E poi allora vedi però, tu figlio non c'è più. Ma magari Non è puntuale questo. si era così assistito. Lo so assistito. Non prendi chi è l'assistito. Ma che malata va a essere? Appunto. L'assistito è un cliente ignorante. Ah, quanto faccio? Non gli avere scolpi. Ci metto qua. No, che ci Chi è? Chi state facendo un altro? No, senti. Zittatevi che bussate. Me la sto vicino a mano. Chi è? Oh, Ah, lei signora Laususo, prego, si accomodi. Aspetta a ficcare che ora l'avvocato arriva. Buongiorno. buongiorno. Ma chi sta facendo lei? Ti sta combinando una ricorda? Che ti mi porto per favore a me? Ancora impegnato io e l'avvocato con lei? Con mia no, è impegnato un uso cliente. Ora bene.
un cliente. Ma Ma mi sei impegnato ora, c'ha per dire presto che io avevo visto anticchiare premura e moglie mi fece scappare al getto. Vabbè, ma... Alle volte torna. Però, guardassi, neanche signorina, con tutto rispetto siamo prima di lei, va? Chi è? Veramente io non dissi niente. E comunque che non comandavo né io e né lei, ma l'avvocato. Quindi come dici si face. Ma Sono data a mozzicoli. Pulito ballo, pulito. Che dissi che mala parola? A mozzicoli. Facci l'antiserda. Lo sei. L'antitetto. Via. Non ci vedi più. Non si rega un po' più. Lei è ricca! certo, l'avvocato è troppo bravo, troppo sentuto. Ne avevi risolvuto situazioni. Ma così pare. E poi è bravissimo, troppo bravo. Ma non solo il, pure la signorina, la sua segretaria, troppo gentile. Ah, voglia. Gentile. Non ti dissi niente. Non dissi niente. Niente. Sa che dissi? Gentili. Sì, l'avvocato è troppo fino, fino come pasta capì di lanciolo. A Camora, per farci pigliare la pensione prima a me pace, mi dissi di portare tutti i documenti che aveva a casa e io li pigliavi, tutti li portavi qua. Venite quanto pisa. Chi è? Visti? Vediamo se capite la cosa. E si sapesse poi ci avevi fatto pigliare la pensione a tutti i colleghi di me pace prima del tempo. Troppo bravo. Oh, non fossi, ma facessi ma che figlia di magari a me. Disgraziati! Rovinata la casa! Ma chi è? Ma che fu? Madre che disgrazia! Le canne di tua mamma! Ma io che succede? Ma io mi fatta ridere! Mamma, che Disgraziato! Come che mala! Non portiamo a casa! Ma non può essere, mamma, cammina, che caruno che faccio inferno. Tu le cui occhi sta voce che non uscì di 100 anni! Se tu finissi bell'avvocato, cannetta fuori. E ci dici che scindicati! Disgraziato mia! Gioia! Figlia bella, finalmente! Ammuzza, finalmente! Ma sì, pazzi. Mi sa grazie! L'avvocato per lasciare di gioia! Più cose inutili nella vita! Gioia! Finalmente! Testimoni pure io nell'avvocato, gioia! Cioè, ma che cosa capisti? Siamo nell'avvocato! Ma no per lasciarla! Come no? No! E io che mi avevo priato! Essa aveva priato! Finalmente avevi dato l'occhio, aveva la vita che ti diceva più cose inutili da marito, lasselo! Signori, però siete calmi. Non mi pare in un minuto e non posso giusto riscanciare questi complimenti. Ah! Sì? E lei chi vuole? Per si giocasse, mi sembra di fare veramente. Stiamo calmi, Ci scusa. L'ultima arrivata mi comanda lei Ma veramente? Ma veramente! detto io? Che ci avevo detto io? Stavolta ci vi dico una cosa, ammazzatevi tutti quanto siete. Io mi vado a fare le cose e mi spinuglio. Ammazzatevi. Arrivederci, mi si facessi fatte su! E mi si è tornato! Ma... Oh ma puzza, questa volta ci hai ragione! Mi fa un reddito a 7 ore e ti calmi. Ma perché? Che cosa capisti tu? Che cosa capivo? Mi dissi da babba, da signorina, che non è l'avvocato, io pensavo che era per lasciare. Scusate, Ah, che sta succedendo Cain? avvocato? Sì. Avvocato, andava a scusare. Mi fa scusare. Io sogno qua, per testimoniare